Andrea è proprio vera e propria. Eccolo il sindaco, eccolo! Dai caro, dai, muovere! Muovere! Dai caro, dai! E questo è il figlio di te. Quella moglie? Dei due vecchi cippi del confine italo-austriaco, che sino al 1918 qui vicino si trovava. Precisamente Quello è il sindaco. Sorridi! Vai, vai bambino. Cantiamo a mattina a tutto il casamento È un scucciar de mosa, ma felice se no. Dile le pancratate della suppa che sono malati. Le pancratate della suppa che sono malati. Capito io, c'è anche la sua. Anche da sotto io ho fatto un banchetto. Grazie anche a White Web che ci hanno curato il sito internet, andate a vederlo perché è veramente una bomba.
che bella vetrina. Ma che bella vetrina che ho fatto. Ah sì, è quello, dai, lo riprendiamo. Ma ha fatto la vetrina, o c'è sempre così? La fatta, lui lavora ancora. Bravo! Lavora ancora. Considera la polenta che è stata fatta oggi, verze e salsicce, la minestra di verze e lugane che sarebbe, le trippe, l'osteria Filò dai pensionati, al parco giochi anche troverete un punto di ristoro e la pentola dei pensionati. Dopo. Associazione abitanti, associazione commercianti, associazione condirenti, regole di sotto. Ciao a tutti e grazie per questa terza edizione del Tomo del Bosco a tutti i partecipanti. Grazie ancora. Ricordo che alle ore 18 due persone splendide che avete appena conosciuto come Simon Kerrer e Walter Appena lei un minuto o due, ci sta altri, dopo una mirata Delle montanelle da andare. E se non avete ancora fatto, e 60. Quintali e 60. Complimenti. Venga. Solo un minuto qua. Ho trovato il signore che ha indovinato il peso della mora, 22 quintali e 60 esatti. Come mai che non viene? Ah, perché beve se viene qua? Perché beve? Ecco qua il signore, 22 quintali e 60 esatti. Ho un minuto ormai. Per... All'esterno del cimitero di San Pietro si trovano ancora i due vecchi ceppi che fino al 1918 contrassegnavano nel ponte di Casotto, a pochi chilometri dalla località di San Pietro, il confine italo-austriaco. 4, 5, 6 persone. Quale? Questa qua. Ce la raccontiamo. Sì, logicamente che mi ha detto cosa si dice, va che non ha detto un passaggio, vabbè, però se io dicevo perché stavate in casa, non so non è buon come Polenta. No, è formaggio. Vediamo. Ah, il formaggio.